del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari in regia, un saluto a tutti coloro che sono all'ascolto, sono le 7.32 e martedì 11 luglio. Vi ricordo il sito radiolibertà.net, vi ricordo anche l'appuntamento estivo con la lettura del Manzoni, del Promessi Sposi, si dice del Manzoni, come a dire la cosa più importante che ha scritto, i Promessi Sposi, comunque vanno in onda tutti i giorni dalle 12 alle 13, è il feuilleton dell'estate. La pagina Facebook di Radio Libertà per sapere tutto il resto di questa smunta, di questa sintetica smartissima estate di Radio Libertà, che prelude a un diverso autunno, molto probabilmente, avremo modo di parlarne a tempo debito. Al di là di questo, andiamo come al solito a vedere le notizie dell'agenzia ANSA di stamani. Stoltenberg, il segretario generale della NATO, dell'Alleanza Atlantica, ha annunciato l'accordo, la Svezia presto nella NATO, la Turchia ha detto ok, via libera di Erdogan. Stoccolma, cioè la Svezia, in cambio sosterrà l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. La von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, dice una tappa storica. Anche Biden si dice pronto a collaborare con il Presidente turco. Un'altra grana invece sul governo riguarda il ministro dello sport, Abodi. Non amo le ostentazioni, ha detto il ministro dello sport, commentando il rientro in Italia di Jakub Jankto, calciatore ceco che ha dichiarato di essere omosessuale. Ha detto di rispettare le scelte il ministro Abodi, ma di non amare le ostentazioni. Nel caso specifico non si sa se il calciatore abbia ostentato qualcosa. In ogni caso è polemica sulle dichiarazioni del ministro dello sport, Andrea Bodi, in merito al calciatore Yang To, che pochi mesi fa ha fatto, come si dice, coming out, cioè ha dichiarato pubblicamente di essere omosessuale. Non amo le ostentazioni, ha detto il ministro dello sport. Commenta Schlein, dal ministro un classico argomento omofobo, affermazioni molto gravi, Arcigay e Gaynet chiedono un incontro con il ministro. La società probabilmente in generale ancora qualche passo in avanti può farlo, ha detto il ministro per lo sport a Radio 24. Per quanto mi riguarda è prima di tutto una persona, secondo è un atleta, non faccio differenze di caratteristiche che riguardano la sfera delle scelte personali. Se devo essere altrettanto sincero, non amo in generale le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate per come vengono prese e per quelle che sono. Io mi fermo qui. Dopodiché il ministro, dopo che è montata la polemica, ha replicato alle critiche. Ad essere corretti ho risposto dicendo: per me esistono le persone. Ho parlato di rispetto per le scelte e aggiungo con convinzione, per correttezza, per la natura umana. Rispetto a un valore non equivocabile da garantire. Poi posso non condividere alcune espressioni del gay pride, che è ancora un altro argomento. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, Prigozhin a Mosca, ha incontrato Putin dopo il presunto golpe. È riapparso in video il capo di Stato Maggiore russo e comandante delle operazioni militari in Ucraina, Valery Gerasimov. Due, diciamo così, ricomparse, una raccontata, l'altra invece in video. Le forze militari ucraine annunciano che a Bakhmut il nemico è in trappola. Le truppe hanno preso il controllo delle principali alture intorno alla città.
L'Unione Europea promette sulle bombe a grappolo rispetteremo i trattati, lo ha detto il commissario europeo alla giustizia. Sul necessario sostegno all'Ucraina ci muoveremo nel rispetto dei trattati internazionali. Se dalla Russia c'è una violazione, noi non dobbiamo fare lo stesso. Mentre Biden ha violato il protocollo britannico e ha toccato Re Carlo sul braccio, hanno scritto i media statunitensi. Per il New York Post in realtà si è aggrappato per non cadere, perché è messo male anche fisicamente oltre che mentalmente. Nella vicenda Orlandi spunta il nome dello zio di Emanuela Orlandi. La 7 l'ha raccontato la TV La 7, l'allora segretario di Stato Vaticano chiese a un sacerdote se sapesse che lo zio di Orlandi aveva molestato la sorella maggiore della ragazza scomparsa. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, poi il tennista Berrettini non ce la fa, finisce 3-1 in poco più di 3 ore di gioco, è lo spagnolo a dominare, il più forte del mondo. Ad Agnelli invece, Andrea Agnelli, 16 mesi di inibizione e 60.000 euro di multa per la manovra sugli stipendi della Juve. E infine dalla Francia il no alla direttrice neofascista Beatrice Venezzi. Diverse associazioni di Nizza hanno protestato contro l'arrivo della direttrice d'orchestra amica di Giorgia Meloni. Diverse associazioni hanno protestato contro l'arrivo della direttrice d'orchestra italiana. Le associazioni la definiscono neofascista per il concerto del prossimo Capodanno. La definiscono neofascista e chiedono l'annullamento dell'invito fatto dal comune di Nizza a Beatrice Venezzi per dirigere l'orchestra filarmonica locale per il tradizionale balletto di Natale per il concerto di Capodanno. Riunite nel collettivo Tous Citoyens 06, le associazioni esprimono in un comunicato la loro opposizione alla partecipazione di una direttrice d'orchestra neofascista e chiedono al sindaco Christian Estrosi, che fa parte della maggioranza macroniana, e al direttore generale dell'opera di Nizza, Bertrand Rossi, di annullare l'evento. Proteste si erano già verificate per il coinvolgimento della Venezia ad aprile all'opera di Limoges, nel centro della Francia. In una reazione al comunicato, il direttore dell'opera di Nizza afferma che la musica ha il potere di superare gli schieramenti e riunire gli individui, si deve separare l'arte dalla politica. Come istituzione culturale il nostro ruolo è favorire la libera espressione artistica, creare un'atmosfera in cui tutti possano sentirsi a proprio agio e rispettati, indipendentemente dalle proprie affiliazioni politiche. Dopodiché Rossi, o Rossi, cognome chiaramente italiano, ricordando che la Venezia, direttrice d'orchestra di talento di fama internazionale, era già stata accolta a Nizza per un concerto nel 2022, ha ribadito l'invito. Anche il ministro San Giuliano difende la direttrice amica di Giorgia Meloni. Intanto Threads, il concorrente di Twitter, ha fatto oltre 100 milioni di utenti in 5 giorni, battuto il record di ChatGPT, cala il traffico su Twitter. Il ministro Tajani invece ha detto che serve una soluzione targata Unione Europea per proteggere i confini. Continuano ad arrivare persone a Lampedusa, 380 euro contro i rincari, la card a 1.300.000 famiglie, arriva il bonus per l'acquisto di generi e alimenti di prima necessità, è un aiuto una tantum destinato a chi ha un ISEE fino a 15.000 euro annui e verrà erogato attraverso gli uffici postali, scrive l'agenzia ANSA. Arriva la card, 380.000 euro di bonus per l'acquisto di generi e alimenti di prima necessità. Con questo lasciamo l'agenzia ANSA, però c'è da segnalare che è in arrivo il caldo africano per 7 giorni, anche al nord sono possibili nuovi record, è in arrivo la seconda ondata di calore estiva con massime oltre i 40 gradi. L'ondata di caldo africano è pronta a infiammare l'Italia con temperature massime ben oltre i 40 gradi e nuovi possibili record. Di Sala il sindaco più amato, Bonaccini primo tra i governatori, sondaggio dell'Istituto Noto per il Sole 24 Ore, parleremo anche dopo, sulla scorta di alcuni articoli di giornale. Intanto ringrazio Maurizio Bolognetti che ci ha girato un comunicato su una questione di cui abbiamo parlato ieri, cioè le RSA.
partendo da ciò che è successo nella RSA milanese, dove sono morte 6 persone. Medicina Democratica aveva affrontato questa questione già nell'anno scorso con una lettera di sollecito al prefetto, con una lettera alla prefettura, della prefettura alla CUB Sanità, le risposte dell'ATS, e insomma una serie di documenti che hanno a che fare anche con ciò che è successo nella RSA, nella residenza per anziani Casa dei Coniugi di Via dei 500 a Milano. C'è un allarme lanciato da mesi ma inascoltato dietro la tragedia della RSA Casa dei Coniugi. Scrive in un comunicato stampa Medicina Democratica: la tragedia è costata la vita a 6 persone, il ricovero di altre 81, ma soprattutto è una tragedia che potrebbe replicarsi in questa o in altre modalità, se non si affrontano le pesanti criticità di questa come di altre strutture del territorio dell'ATS della città metropolitana di Milano, gestite da privati, ha dichiarato Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica. Alcuni elementi chiave erano già emersi a inizio anno in una trasmissione sulla sanità di Radio Popolare 37.2 condotta da Vittorio Agnoletto, medico esponente di Medicina Democratica, che in 2 puntate del mese di gennaio affrontò la situazione nelle RSA con la partecipazione di Walter Gelli, responsabile CUB Sanità, partendo da un'inchiesta svolta da quel sindacato. Nella seconda puntata era stata messa sotto la lente di ingrandimento, spiega proprio Agnoletto, la struttura del Comune di Milano, anzi le strutture, perché non è solo una, gestite dalla cooperativa Proges, la cooperativa dell'Emilia Romagna di cui parlavamo ieri e che è appunto la cooperativa che gestisce la RSA, che è andata a fuoco, ma anche altre a Milano. Tra quelle gestite dalla Proges c'era appunto la Casa dei Coniugi, andata a fuoco in Via dei 500. E avevamo invitato i dirigenti di Proges, ricorda lo stesso Agnoletto, a intervenire per fornire risposte precise alle critiche sollevate, fra le quali gravi carenze nell'organizzazione del personale sottoposto a superlavoro e a turni massacranti, efficienza e reperibilità di strumenti e presidi indispensabili per la gestione degli ospiti, dai bagni assistiti ai carrelli, al solleva persone, al materiale di lavoro a volte irreperibile o scarso, il servizio di lavanderia interna non più disponibile e la carenza del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ma la direzione della cooperativa aveva declinato l'invito, con la giustificazione che avrebbe affrontato gli argomenti negli incontri sindacali. Come è stato ricostruito in altre 2 puntate della trasmissione di Agnoletto 37.2 appunto su Radio Popolare, la CUB aveva scritto all'assessore regionale al welfare, al direttore generale dell'ATS di Milano e al prefetto, chiedendo un'attenta valutazione dei rischi. La risposta del prefetto era stata pronta. Per ben 2 volte, il 10 novembre 22 e il 4 gennaio del 23, aveva sollecitato l'ATS a effettuare un'indagine, ma soltanto il 13 gennaio l'ATS risponde di aver fatto le verifiche, confermando che vi erano criticità rispetto alla questione del personale, ma che non ce n'erano rispetto agli standard per l'accreditamento. Affermazioni che, alla luce di quanto accaduto, sono tutte da verificare. Qual era la situazione degli impianti di rilevazione fumi a gennaio, quando l'ATS scrisse la sua relazione? Come sono state fatte le verifiche da parte dell'ATS? Si chiede Vittorio Agnoletto. Quali provvedimenti l'ATS ha assunto? Quali segnalazioni ha fatto alle strutture e istituzioni interessate, ad esempio ai gestori delle RSA per il numero dei dipendenti, ai vigili del fuoco per gli impianti antincendio, ai proprietari degli immobili per la manutenzione straordinaria? La vicenda ripropone l'importanza di controlli precisi che ATS e istituzioni devono esercitare su privati che lavorano con il servizio pubblico. Se l'inchiesta CUB e le nostre segnalazioni radiofoniche, scrive Agnoletto, fossero state prese in considerazione tempestivamente, forse si sarebbe potuta evitare una tragedia. C'è un'indagine della magistratura in corso, afferma il presidente nazionale di Medicina Democratica Marco Caldiroli, ma l'eventuale soluzione di questo caso non potrà superare le gravi inadempienze presenti nella generalità
delle residenze sanitarie per anziani o socioassistenziali, l'RSA. Secondo un'indagine CUB, il rapporto effettivo è di un operatore sanitario per 30-40 ospiti pazienti, cioè 5 operatori per 170 persone, come nella notte della tragedia. Un peso insostenibile. Non si può giocare al risparmio sulla pelle di lavoratrici, lavoratori e ospiti delle RSA. Vanno rivisti i parametri di riferimento per l'accreditamento e garantito il rispetto degli stessi come dei diritti degli operatori sociosanitari. Medicina Democratica aderisce a un presidio indetto per stamani dalla CUB e dall'Associazione di Parenti di persone ricoverate nelle RSA. Il presidio è previsto per quest'oggi a Milano alle ore 10:30 in via dei 500, angolo via Panigarola. Così recita il comunicato di Medicina Democratica che ci ha girato Maurizio Bolognetti, che ringrazio. Intanto andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Ci sono tante belle questioni di cui poi parleremo magari anche con il collega Max Del Papa. Oggi iniziamo in maniera un po' sperimentale una nuova collaborazione mattutina, un giorno alla settimana. Passiamo in rassegna un po' i fatti, appunto, e gli argomenti della settimana e del giorno con Max Del Papa a partire dalle ore 9. Nel frattempo andiamo a vedere la prima pagina di Avvenire. Il quotidiano di ispirazione cattolica apre con le ferite e le speranze, il mondo nella Chiesa, dalla Terra Santa a Hong Kong, dai poveri ai malati, la nuova geografia dei cardinali, chiedo scusa, perché il Papa ha annunciato la creazione di 21 nuovi cardinali, 18 di loro potranno votare in un futuro conclave. A centropagina la questione di Prigozhin è al Cremlino, Kiev nella NATO dopo la pace. L'Ucraina è candidata a entrare sia nell'Unione Europea che nella NATO. Il presidente russo Putin non può perdere Prigozhin, racconta Marta Ottaviani su Avvenire. L'ex cuoco del Cremlino è tornato nei corridoi del potere passando per la porta principale per incontrare proprio Putin, che lo ha più volte definito traditore della patria e promesso una punizione esemplare. Nel frattempo deve aver cambiato idea, perché non solo Prigozhin non è stato arrestato, al Cremlino ci è andato anche con alcuni generali scelti del suo esercito privato. Notizia confermata dallo stesso portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il colloquio tra Prigozhin e Putin si è svolto lo scorso 29 giugno, a pochi giorni dalla marcia per la giustizia. Intanto Erdogan ieri ha dato l'ok all'entrata della Svezia nell'Alleanza Atlantica. Ora ci si può concentrare sul tema principale del vertice NATO di Vilnius che prende il via oggi, cioè le prospettive di adesione dell'Ucraina. Joe Biden aveva ribadito: Kiev non è pronta, dovremo tracciare un percorso, ma ogni decisione deve essere rinviata alla fine della guerra. Da Avvenire passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Il titolo principale è la NATO verso una svolta, appunto. Erdogan apre all'ingresso della Svezia, si tratta anche per l'Ucraina. La NATO apre all'Ucraina durante il vertice di Vilnius in Lituania. Entrerà nell'Alleanza Atlantica, è l'impegno, e la Turchia dice sì alla Svezia con noi nell'Unione Europea. Al fronte, intanto, i russi circondati a Bakhmut, cioè la Turchia riceve in cambio la promessa di appoggio svedese all'entrata della Turchia medesima nell'Unione Europea. L'altra questione in taglio alto, giudici, governo, nuovo scambio di accuse, polemica sulle frasi del ministro dello sport. La sensazione, scrive il Corriere della Sera nel sommario in taglio alto, è che nel governo non c'è nessuna voglia di scontro, ma neanche nessuna voglia di frenare la riforma per la separazione delle carriere in magistratura. Lo conferma il vice premier Tajani, ma il confronto con i giudici resta sempre duro e il dibattito infuocato, con nuovi scambi di accuse anche dopo le inchieste su Santanchè, Del Mastro e il figlio di La Russa. Giorgia Meloni assicura che affronterà tutti i temi alla fine del vertice NATO. Nel frattempo è bufera anche sul ministro Abodi, il coming out del calciatore Yankto. Non amo le ostentazioni, ha detto il ministro, scatenando critiche. Poi c'è il caldo estremo. 18.000 morti in Italia l'anno scorso per il caldo. Lo scorso anno siamo stati il paese in Europa con più vittime, rivela uno studio pubblicato su Nature. Oggi il bollino rosso in 8 città. L'anticiclone si chiama Cerbero, arriva dal deserto del Sahara. Quest'afa potrebbe durare a lungo.
dicono i meteorologi. Pugnalata in cella dopo i 500 abusi sulle ginnaste americane. L'ex medico della nazionale di ginnastica statunitense Larry Nassar è stato accoltellato nel carcere di Coleman, prigione federale della Florida, dove sconta una condanna per abusi sessuali ai danni di oltre 150 atlete. Fra questi la campionessa Simone Biles, colpito alla schiena e al torace, non sarebbe in pericolo di vita. E poi su Emanuela Orlandi torna la pista dello zio. Intanto vediamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano, apertura con foto sempre della ministra Santanchè che si è assunta con contratto da Cococò e stipendio di 5.000 al mese euro naturalmente nella sua società. Santanchè tutti in cassa integrazione, ma lei pagata da Cococò, dalla Visibilia, non solo i gettoni da amministratore delegato, ma 60.000 euro annui e poi la cassa integrazione Covid, stipendio da 5.000 al mese. Meloni si nasconde, chiede toni bassi coi pubblici ministeri. La ministra Calderone deve riferire in Parlamento sugli aiuti Covid alla società della ministra Santanchè. Daniela Santanchè col Twiga ha violato anche il codice etico di Fratelli d'Italia sui conflitti di interesse che ora cambierà. 19.000 firme per le dimissioni, petizione sul Fatto Web. E poi la destra oscena degli scappati di casa, 9 mesi di sparate e deliri su gay, migranti, razze e cazzi, bestiario di governo fino all'uscita omofoba del ministro Abodi, scrive il Fatto. In taglio alto la questione dell'Alleanza Atlantica, Erdogan ricatta, Zelensky rimane a mani vuote, un vertice con pochi risultati, paralizzato dalle richieste turche per l'allargamento dell'Alleanza Atlantica alla Svezia, a farne le spese Kiev, le cui insistenze non saranno esaudite. È un po' indietro il Fatto su questo punto. Intanto sul caso La Russa Junior, i PM oggi sentono la ragazza, 3 amiche e il DJ, mentre Marco Travaglio riflette sempre sulle questioni della giustizia, che ha sempre ragione. Mentre lasciamo il Fatto, andiamo a vedere il Giornale. Il Giornale apre anch'esso sulla giustizia. I magistrati provocano, il governo non ci casca un colpo a vuoto, scrive il Giornale. Bavaglio dell'Associazione Nazionale Magistrati sulle note del governo. Sfiduciano i cittadini, ma la maggioranza getta acqua sul fuoco. Flop dell'inchiesta Camici. Il presidente della Lombardia Fontana, prosciolto, il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati Casciaro torna all'assalto di Palazzo Chigi sulla riforma, ma il vice ministro Sisto invita tutti ad abbassare i toni, bisogna sostituire il conflitto con il confronto. L'intervista a Pierluigi Battista sui pubblici ministeri, sono 30 anni che si sentono polizia morale. Un pezzo di Massimiliano Parente, Travaglio anti-Cav disoccupato, spolvera la sedia imitando Silvio Berlusconi. Marco Travaglio ha presentato il suo nuovo libro, Il Santo, facendo il verso a Silvio Berlusconi. Non si fa che parlare di cosa faranno i figli di Silvio, quali progetti avranno, se qualcuno prenderà l'eredità di Forza Italia, ma il vero orfano di Berlusconi è lui. Marco Travaglio, scrive Massimiliano Parente su Il Giornale. Da quando è morto Silvio, Travaglio si rivolta nella tomba della propria esistenza, votata a Silvio, uno che sull'anti-berlusconismo ha costruito la carriera. Senza le assoluzioni, ci mancherebbe, lo sappiamo, per Travaglio i giudici contano solo quando condannano chi ha già deciso la sua testa. In questa vita triste senza Silvio, cosa ti fa Marco Travaglio? Un altro librone su Berlusconi intitolato Il Santo e lo lancia con un video dove imita Silvio quando in diretta da Santoro pulì la sedia su cui si sedeva Travaglio. Non avendo più Berlusconi vivo, lo imita lui, Travaglio, il dipendente di Berlusconi numero 1. Silvio, che era intelligente, aveva capito subito anche questo con il suo solito sense of humor. Travaglio, io sono il suo core business, gli disse una volta. Probabilmente non si sarebbe mai aspettato che il povero orfano sarebbe andato a dissotterrarlo anche dalla tomba. Il Travaglio che nel video fa il verso a Berlusconi in effetti ha del patetico. Comunque sul Giornale in prima pagina, da Facci alla Venezzi e caccia ai non allineati tra Italia e Francia, scrive
il giornale. L'ultimo caso di Facci riguarda anche le liti con la ex moglie, molestie e compagnia bella. Lui l'ha denunciato lei ha denunciato lui, poi vedremo la storia. È intervistato anche sulla Stampa Filippo Facci. Comunque, a centropagina anche sul giornale l'Alleanza Atlantica, il via libera alla Svezia e ora la Turchia tratta con l'Unione Europea. Erdogan ha tolto il veto contro l'entrata della Svezia nell'Alleanza Atlantica. Il giorno, quotidiano nazionale, giorno nazionale Resto del Carlino, sulla questione governo magistrati e poi un mese senza Cata, la bambina sparita a Firenze. È trascorso un mese dalla scomparsa della peruviana sparita dall'ex hotel occupato abusivamente a Firenze. Nonostante le serrate indagini messe in campo, di Cata non c'è traccia. Ieri sera la mamma della bambina, gli amici e la comunità peruviana hanno dato vita a una marcia. Dalla madre un appello a Giorgia Meloni: ci aiuti a trovarla, sento che è ancora viva. Per il rogo invece nella RSA, di cui si parlava prima a Milano, indagata la direttrice della struttura. C'era di mezzo anche una ditta che aveva ricevuto un'interdittiva antimafia. Nel frattempo, lo racconta sempre il quotidiano Il Giorno, in particolare, adesso ne diamo brevemente conto. Indagata la direttrice, ma c'è stato anche un appalto per la sicurezza bloccato dall'antimafia. La ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori nella RSA era stata colpita da un'interdittiva emessa dalla prefettura di Napoli. Dal Giorno passiamo al Mattino, il quotidiano napoletano si occupa anche di cronaca locale. A Mare Chiaro 1 su 2 arriva armato. Allarme dopo l'aggressione al bagnino. Dilaga la violenza, occorre più polizia. A Mare Chiaro, il giorno dopo l'accoltellamento del bagnino, c'è tanta paura. Il presidente del Borgo Mare Chiaro, Sergio Mannato, lancia l'allarme. La metà delle persone che scende in questo posto durante l'estate ha un coltello in tasca. Cioè la metà delle persone che vanno a Mare Chiaro c'ha il coltello. Io mi sono fatto l'idea che arrivino armati perché hanno paura di incontrare persone di clan rivali. La richiesta di tutti è chiara: serve più polizia, scrive il Mattino di Napoli in prima pagina. Anche i vescovi dicono no all'autonomia regionale perché isola. A Benevento un convegno con Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana. L'autonomia differenziata può rischiare di separare ancora di più le zone interne, quelle aree più distanti geograficamente dai centri di servizi di assistenza sanitaria e sociale, dice l'arcivescovo di Benevento, in questo caso Felice Accrocca. Al suo fianco c'è il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dal Mattino passiamo al Tempo. Il quotidiano romano mette in apertura la notizia di Attilio Fontana, prosciolto, giustizia da rifare. Il governatore lombardo era stato indagato per le maschere Covid, mascherine. La sinistra usò il fascicolo come clava politica in campagna elettorale. Solito garantismo a pendolo, per il governo dovere morale realizzare la riforma Nordio. Le associazioni del comune di Nizza che dicono no al concerto del direttore Venezzi, l'accordo su Kiev nell'Alleanza Atlantica, l'Ucraina che entra nella NATO, ma il calendario è da definire. Il testamento di Berlusconi, gli eredi non impugnano e cercano l'intesa con Marta Pascina, alla quale un altro giornale oggi dice sono stati dati 3 mesi per sloggiare da Arcore. Pagheremo le tasse a rate, invece questa è la notizia che riguarda la delega fiscale in Parlamento. È una battaglia del leghista Alberto Gusmeroli. Un fisco più leggero, amico del contribuente, è l'obiettivo della delega fiscale che è arrivata in Parlamento. Il relatore Alberto Gusmeroli, Lega, è autore di un emendamento approvato che consente di rateizzare l'acconto delle tasse di novembre all'anno successivo e di ridurre la ritenuta d'acconto agli autonomi, scrive il Tempo in prima pagina. Dal Tempo passiamo a Repubblica. Repubblica apre invece sulla questione climatica, il riscaldamento globale e la strage del clima. Uno studio shock sulla rivista Nature. La scorsa estate in Europa 61.000 morti per il caldo estremo. Il record in Italia con 18.000 vittime. Il Nobel Schiller dice è colpa dell'uomo, passare subito a un'economia green. Scontro sulla transizione verde tra Giorgetti e Schlein, scrive Repubblica. Nel 2022 per il caldo in Europa
61.000 morti. Di questi il record appartiene all'Italia con 18.000 decessi, lo rivela un articolo di Nature Medicine che avverte nel 2050 saranno il doppio. Il ministro dell'economia Giorgetti intanto dice servono migliaia di miliardi per la transizione ecologica. Il problema è chi paga. Ellis Line attacca, i deboli pagano i danni del clima. Robert Schiller, premio Nobel per l'economia 2013 a Repubblica, risponde: pagheremo tutti la non transizione. Intanto domani l'Europarlamento vota sul Green Deal osteggiato dalle destre, scrive ancora Repubblica in prima pagina. A pagina 2 e a pagina 3 Repubblica approfondisce la questione, la posta in gioco, quella anche del voto all'Europarlamento sul cosiddetto Green Deal. C'è anche un'intervista in primo piano per la politica italiana a Tajani su Repubblica. Il ministro degli esteri e vice premier dice Forza Italia è fedele al governo, altrimenti dovrei dimettermi, mentre ad Arcore avviso di sfratto, scrive Repubblica per Marta Fascina. Con Marina Berlusconi parlo ogni giorno e Forza Italia sopravviverà, dice Antonio Tajani, che giura fedeltà al governo, rimarca l'appartenenza al Partito Popolare Europeo. Coi nazisti e con la destra estrema, leggi Le Pen, non mi alleerò mai, dice Tajani a Repubblica. Le mani di Fratelli d'Italia sugli appalti dell'INPS, titola ancora Repubblica in prima pagina, diamo un'occhiata subito a sta storia, le mire di Fratelli d'Italia sui 2 miliardi di servizi informatici dell'INPS, la dirigente meloniana cambia i commissari di una gara d'appalto già scelti da Tridico, una gara da 1,9 miliardi, bloccata da mesi, ora ostaggio della corsa alle poltrone dentro l'INPS. Parliamo dell'appalto dei servizi informatici di tutta l'INPS, che gestisce 385 miliardi di spesa all'anno, la metà dell'intera spesa pubblica nazionale. La commissaria Micaela Gelera, nominata il 15 giugno, si è insediata da poco, perciò ha rimandato il rapporto annuale dell'INPS a metà settembre. Entro questa data dovrà scrivere un nuovo regolamento in attesa che il governo nomini il CDA e il direttore generale. Nel frattempo la vacanza di alcuni posti ha scatenato una competizione tra i dirigenti ad accreditarsi col partito della Premier, Fratelli d'Italia. Il maxi appalto informatico rientra in questo quadro. L'iter della nomina dei 3 componenti della commissione interna di gara era stato avviato nei mesi passati da Tridico, l'ex presidente. L'autorità anticorruzione aveva dato parere favorevole, tutto sembrava andare nella direzione di far partire i bandi e le assegnazioni, ma Valeria Wittenberga, direttrice centrale acquisti INPS, già nel fronte della gioventù, molto vicina al sottosegretario di Fratelli d'Italia Fazzolari, ha fermato tutto. Spetta a lei ratificare le nomine dei 3 commissari, i nomi non sono di suo gradimento, l'INPS ha preso tempo. Ora punta a infilare in quei ruoli persone vicine al partito della Premier, scrive Repubblica in prima pagina. C'è Corrado Auges che risponde al direttore generale della RAI Giampaolo Rossi sulla narrazione dell'Italia. Poche parole aveva detto in quell'intervista il direttore generale della RAI, ha detto che come ogni altra rete racconterà l'Italia com'è realmente, non come qualcuno la vorrebbe. E il tema è proprio questo: com'è realmente l'Italia? Come si fa a raccontare l'Italia reale? Ci sono tante Italie, caro direttore generale Rossi, che la RAI può raccontare. Raccontiamole tutte. Mentre le donne del CD a RAI sono contro Filippo Facci e contro Barbareschi. Il giornalista molestava la sua ex, scrive Repubblica in prima pagina. Osserva Natalia Aspesi, rinuncino piuttosto agli incapaci. Scusi, signora Meloni, perché si è lasciata trascinare nella grande festa della vittoria? Per quanto concerne invece Filippo Facci che molestava la sua ex, a pagina 6 Repubblica mette in primo piano l'articolo, il caso Facci agita i vertici RAI, è rivolta delle donne in consiglio di amministrazione. Soldi, Agnes e Bria contro le frasi scritte da Facci sulla ragazza che ha denunciato il figlio di La Russa per violenza. In programma, il programma di Filippo Facci su Rai 2 è in bilico, l'amministratore delegato vorrebbe sostituirlo, il direttore generale Rossi no. Il giornalista commenta: mi usano per colpire il governo. Su Repubblica ci sarà una sua intervista. In ogni caso,
mail, sms di insulti alla sua ex, il giornalista è stato ammonito dal questore di Milano dopo una lite davanti a una scuola. Il questore Petronzi ha parlato di reiterate molestie, espressioni dal contenuto gravemente ingiurioso e lesive della dignità della persona e della sua origine territoriale. Alle 3:30 del pomeriggio dello scorso 17 marzo, la volante di polizia della Monforte della Questura di Milano parcheggia all'esterno di una scuola media del quartiere Città Studi. Ad attenderla, insieme con un paio di commessi e altrettanti studenti che faranno da testimone, c'è una nota avvocatessa. Non c'è il suo ex compagno, il giornalista Filippo Facci, che prima dell'arrivo dei poliziotti se n'è andato con un secco "salutameli". Agli agenti la donna spiega che al termine di un colloquio con i professori del figlio maggiore, tra i due si è acceso l'ennesimo battibecco con scambio di battute sui rispettivi genitori. Facci ha perso la madre da bambino. Racconta ancora, e i presenti confermano, che quando è salita sullo scooter il giornalista ha assestato 2 calci al carburatore e una manata al casco, al che l'avvocatessa reagiva con uno schiaffo a Facci prima che i presenti li dividessero e intimassero al giornalista di chiedere scusa. Invano. Non era quello che l'ultimo episodio di un conflitto cominciato con la separazione dei due, sancita nel giugno del 2019 da un decreto del Tribunale di Milano che stabiliva l'affido congiunto dei 2 figli della coppia. Oggi il figlio grande ha 13 anni, la figlia ne ha 6, oltre ai giorni di visita, le ferie, gli assegni. I rapporti si erano progressivamente guastati per venire alle mani alla fine. Ed era stato questo episodio a convincere l'avvocatessa a fare istanza di ammonimento al questore di Milano, Giuseppe Petronzi, contro Filippo Facci. Un lungo esposto con allegati sms e mail pieni di insulti rivolti, in un paio di casi, alla madre dell'avvocatessa, a condimento di divergenze sull'educazione e sui periodi da trascorrere insieme ai figli. Lo scorso 28 febbraio, scrive Repubblica, Facci aveva presentato la revoca dell'assenso all'espatrio dei 2 piccoli, alla vigilia di una vacanza della donna con il nuovo compagno. Revoca annullata, o meglio, credo forse la vacanza annullata. In ogni caso, derivano da qui l'istruttoria della divisione anticrimine della questura milanese che ha raccolto la memoria difensiva del giornalista e interrogato i genitori dell'avvocatessa e l'ammonimento firmato 21 giugno del questore Giuseppe Petronzi a carico di Facci per reiterate molestie, si legge nel provvedimento, espressioni dal contenuto gravemente ingiurioso, lesive della dignità della persona, delle sue capacità professionali, della sua origine territoriale. Un bouquet che va da idiota maleducata a puttana parassita, ignorante e stupida, sei una stronza, e uno sgraziatamente parvenu a corredo della provenienza geografica dell'ex compagna e una tetra allusione alla morte dei tuoi genitori, compresa la madre, cui aveva promesso di andare a prenderla a schiaffi. Non manca, scrive il questore, la molesta interferenza nella vita privata e di relazione della richiedente, cioè i pesanti riferimenti al nuovo compagno e alla vita affettiva della sua ex. Tra i comportamenti che hanno determinato, sottolinea il questore di Milano, un perdurante stato di ansia della vittima, cioè dell'ex moglie del Facci, c'è il diniego all'espatrio come ripicca. Il Facci ammette in memoria che lo scopo era quello di impedire alla sola madre di trascorrere tempo di qualità con i figli, non essendovi quindi da parte di Facci alcuna reale motivazione legata al superiore interesse dei minori. Le tesi difensive del giornalista, insiste il questore, non hanno smentito i fatti come riferiti e documentati dall'avvocatessa, cioè dalla ex moglie. Ecco dunque l'ammonimento che il questore dà a Facci, che non può fondarsi che sulle condotte integranti gli elementi costitutivi degli atti persecutori. Così Repubblica, con dovizia di particolari, come si suol dire. Mentre lasciamo Repubblica, c'è Ezio Mauro che continua a interessarsi del duce e del fascismo, di Grandi, di Badoglio, le congiure oggi per deporre Benito Mussolini, e l'altra faccia degli Uffizi, una galleria di selfie storici, tutti i selfie che sono stati fatti agli Uffizi dai vari visitatori. Mentre da Repubblica passiamo alla Stampa. Qui c'è, a proposito di Facci, il buongiorno di Mattia Feltri che lo ricorda in questo modo: giù come un birillo è il titolo. Conosco Filippo Facci da quasi 30 anni e un paio di aneddoti di quando eravamo ragazzi mi pare che tracino qualcosa della sua biografia. Un giorno, al Foglio, gli chiesi di fare il birillo per me
Gli lanciai dall'altro capo del corridoio una palla da calcio come fosse da bowling e lui, colpito proprio come un birillo, cadde giù. Una sera, al fischio di inizio di una sfida a calcio contro il Borghese, settimanale di destra, partì pallone al piede al grido "Morte ai fascisti". Chissà, sarà forse questo secondo aneddoto più facilmente a fargli saltare il programma in Rai. Ma se tre cose so di Filippo è che nella vita è abituato a cadere come i birilli. I fascisti gli piacciono poco e ha sempre amato vivere in uno spettacolo dell'assurdo. Invece, a causa di una sua molto infelice frase contenuta in un articolo di Sabato, il PD ha lanciato un'operazione militare speciale con moltitudini digitali al seguito per liberare l'Italia da un fascio e non solo, pure razzista e sessista. È la tragedia buffa dei nostri tempi. Così dopo 30 anni mi si dice di avere lavorato e stretto amicizia con una canaglia di tale calibro. Tutta un'esistenza ignorata, superflua, sepolta. Il Filippo, sodale di Marco Pannella e Bettino Craxi. Il Filippo un po' radicale, un po' socialista, il Filippo libertario, nemico di ogni proibizionismo, sostenitore di ogni diritto purché non declinato in pigrizia mentale e lessicale, avversario dei giustizialisti e dei manettari, dei linciaggi giudiziari o mediatici, dei complottismi, l'ostinato anticonformista ai limiti dell'autolesionismo, non esiste più, mai esistito. Bella partita che vi state giocando, scrive Mattia Feltri in prima pagina sulla Stampa. Prima pagina della Stampa che peraltro si dedica principalmente alla questione del PNRR, slitta anche la quarta rata. I 19 miliardi della terza rata del PNRR dovrebbero arrivare al più presto, forse in settimana. Il problema riguarda ora la quarta rata del piano di ripresa e resilienza. Sarà molto difficile che possa essere incassata entro l'anno. Dice il commissario italiano Gentiloni, l'ex premier PD, nessuna erogazione senza i risultati. A rischio anche gli ultimi 16 miliardi appunto del 2023. Fitto è sotto assedio. Salvini chiede che il ministro non tocchi i soldi per gli enti locali e per le infrastrutture. Braccio di ferro con le regioni. Sempre dalla prima pagina della Stampa, poi bugie e omissioni, la ministra Santanchè, secondo il quotidiano torinese, è appesa a un filo. E la riforma della giustizia oggi è all'esame di Mattarella, il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale, a mio modesto giudizio di cittadino della Repubblica Italiana, dovrebbe astenersi, perché contemporaneamente è il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, cioè l'organo cosiddetto di autogoverno dei magistrati. O fa una cosa o ne fa un'altra, o no. Comunque Daniela Santanchè, indagata dalla Procura di Milano per falso in bilancio e bancarotta fraudolenta, smentisce se stessa tra bugie e omissioni. È in bilico, è appesa a un filo la ministra Santanchè, scrive la Stampa. Sul fronte della riforma della giustizia il testo è all'esame del Quirinale di Mattarella. Oggi è previsto l'interrogatorio della ragazza che accusa il figlio di La Russa di stupro. Care ragazze, scrive Lucetta Scaraffia, dovete stare attente ai maschi. Cara Lucetta, scrive Annalisa Cuzzocrea, i giovani sono migliori di così. Poi c'è la Venezia neofascista, non può andare a Nizza, il calciatore Jankto, il coming out e l'autogol del ministro Abodi, Federer che fa litigare la Svizzera per la Federer Town, una villa, una casa, un villaggio, una città, Federer Town. Quanta gente ci abita? Martin Allenbach si ferma davanti al maxi cantiere nel comune di Rapperswil-Jona, ultimo lembo del canton San Gallo. Questi sono problemi grossi che per fortuna la Stampa mette in prima pagina. L'economia americana va, ma non si vede, riflette Paul Krugman sul fatto che Biden tutto sommato in economia non ha fatto male, però non è molto popolare. Per quanto riguarda il Faci, invece, abbiamo a pagina 9 l'intervista della compagna del Mentana a Filippo Facci, cioè Francesca Fagnani. Tutte le donne sono contro di me, ma la RAI non mi potrà cacciare, dice il Facci alla Fagnani in Mentana. Nuova bufera sul giornalista per un caso di stalking all'ex moglie. È un pretesto per attaccare il governo, dice Filippo Facci. Quello che mi dà più fastidio è essere accostato alla ministra Roccella. Su di lei ho scritto le peggiori cose. La frase incriminata: non chiederei scusa. Non è stata capita come una barzelletta che non fa ridere. In effetti qui la colpa però è del barzellettiere, non di quelli che leggono
o ascoltano. La cocaina la conosco bene, quella a Milano. L'ho presa per un po', non quella a Milano, la cocaina, però poi ho smesso, dice Facci. Filippo Facci, dopo essere finito al centro delle polemiche per l'articolo di commento alla vicenda che ha coinvolto il figlio del presidente del Senato La Russa, pubblicato su Libro lo scorso anno, si dice sbalordito, scrive la compagna di Enrico Mentana. Anche questo è sessismo, è quello che sto facendo io. Non si dice la compagna di Enrico Mentana, si dice Francesca Pagnani, che è la compagna di Enrico Mentana. Comunque, la compagna di Enrico Mentana descrive un Facci sbalordito, attonito, allibito dal cretinismo bipolare e arrabbiatissimo perché è usato come pretesto il Facci per attaccare il governo. E come se non bastasse, sta anche traslocando, ci dice il Facci, per ragioni economiche. Quindi chiede la compagna di Mentana: il problema non è quello che hai scritto tu, ma quello che ti hanno risposto gli altri? Il mio, risponde il Facci, non è un dispiacere ruffiano, non è un pentimento all'italiana. Rivendico l'articolo, che è migliore di tanti altri, anzi ottimo, come hanno riconosciuto più a sinistra che a destra. Può far bacco per dindirindina. Mi hanno scritto moltissimi colleghi importanti di sinistra. Ciumbia, ovviamente solo in forma privata, dice il Facci. A destra sono guardato con sospetto, a sinistra comunque mi considerano inaffidabile perché appartengo all'altra parte. Ma io non sono fascista in alcun modo, mai stato. Ogni volta soffro ad essere dipinto così. Soffro, usa proprio questo verbo il Facci, soffro, senza l'apostrofo dopo la S, soffro come voce del verbo soffrire, non S apostrofo offro o mi offro. Da chi hai ricevuto solidarietà a sinistra? Lasciamo stare i nomi, risponde il Facci. La bufera però, commenta, anzi chiede la compagna di Mentana, è scoppiata su un passaggio in particolare, non sull'intero contenuto dell'articolo, ma la frase in cui scrivi: risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa. Voi adesso lasciate perdere la compagna di Mentana, i Facci e tutto il resto, ma una frase così, cioè, io non dico Manzoni, è troppo poco, non dico Dostoevsky, è troppo poco, non dico la Bibbia, è troppo poco, cioè fate il meglio del meglio del meglio di ciò che l'umanità ha creato in campo letterario e secondo me, mio modesto avviso, non arriverete alla bellezza di questa frase. Questa frase è meravigliosa, è quanto di più straordinariamente bello ha prodotto la letteratura, ma dai tempi di Omero, prima Gilgamesh, l'epopea di Gilgamesh, Omero, Virgilio, ma sono niente in confronto alla potenza letteraria di una frase così. Una ragazza che era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa. Ma lo sentite come il periodo scorre fluido? Che potenza evocativa ha questa frase, straordinaria. Una frase che davvero supera tutto ciò che è stato prodotto nell'arco di millenni dalla letteratura, dall'uomo alle prese con la scrittura. Qualcosa di straordinario. Facci ha compiuto un'opera straordinaria e l'hanno attaccato. È incredibile l'ingiustizia. Difendi il resto dell'articolo, ma di questa frase senti la necessità di scusarti? Non è nemmeno il mio stile, risponde Facci. Non so cosa cazzo mi è preso, ma comunque non chiederei scusa di nulla. Non è stata capita la frase, è stata usata come pretesto, è come una barzelletta che non fa ridere. Se c'è bisogno di attaccarsi a una frasetta per attribuirmi, come ha fatto Sandro Ruotolo, 4 reati come sessismo, razzismo, apologia del fascismo, vittimizzazione secondaria, interroghiamoci sul sistema, non su uno svarione stilistico. Cioè, non è stata la mia frase il problema è il sistema che mi attacca attribuendomi 4 reati per una frase così. Sicuro che sia solo, io sono convinto, adesso Facci fa parziale retromarcia, dice che è uno svarione, che non è neanche una frase secondo il mio stile, non so cosa cazzo mi è preso, ma io da lettore dico soltanto che una frase così non l'ho mai letta in tutta la storia letteraria mondiale, è bellissima. Comunque, ma quale stile? Vai in libreria dove è in vendita un mio libro, La guerra dei 30 anni 1992-2002, che farà letteralmente storia, altro che è il mio stile, l'inciampo di una frasetta del cazzo, inconsistente, in cui semplicemente si sostiene che una persona ha preso cocaina e un'altra ci è andata a letto. Però, obietta la signora Fagnani, se una persona non è cosciente perché ha assunto droghe, nessuno ne può abusare, secondo legge e coscienza.
Ma chi l'ha detto che non era cosciente? Risponde il Facci. Dalle analisi risulta che ha preso 4 sostanze, ma non il GHB, la droga dello stupro, e nemmeno il Rivotril. Si era fatta 2 piste di cocaina, che è la droga di chi lavora, non di chi deve astrarsi dalla realtà e sballarsi. La usano gli atleti, i piloti. Ha preso droghe che danno sostegno e brio, che amplificano la volontà, non il contrario. Aveva anche assunto lo Xanax, che si usa per placare l'ansia e il batticuore provocato dalla cocaina. Questo le si ritorcerà contro nel processo. È una questione ovvia. Sono droghe che aumentano l'attenzione e l'eccitazione, ti fanno fare quello che vuoi, tipo baciare Leonardo Apache prima di smettere di ricordarsi quello che è successo. Ma non c'eravamo né io né te, obietta la signora Fagnani, ma la ragazza racconta di non ricordare nulla, come scrive nelle chat all'amica il giorno dopo. Ah, vabbè, commenta il Facci. Torniamo ad Adamo ed Eva allora. Parli come una che non ha mai provato la cocaina. Ma ha provato tutti la cocaina, dice Facci. Allora, tu invece ne hai fatto uso in passato, come hai già raccontato. Conosco bene Milano, risponde il Facci, e 15 anni fa ho assunto droghe per fare un'esperienza, così come ho scalato il Monte Bianco, ho fatto bungee jumping e tante altre cose. Ma che intervista stiamo facendo? L'ho presa per un po', poi ho smesso, non sono mai stato dipendente. Conosco gli effetti del Rivotril perché l'ho preso come antidolorifico dopo un'operazione alla schiena. In tutto ciò, domanda la signora Fagnani, il tuo nuovo programma in Rai rischia di saltare. Si è fatto sentire qualcuno? Ho ricevuto una telefonata, risponde il Facci, che non è servita a niente. Volevano sapere che aria tirava. Non avrebbero dovuto dirlo loro a te? Ma che ne so, risponde il Facci. In Rai adesso rispetto a questa storia si trovano in un doppio vicolo cieco. Non possono cedere per una cretinata del genere, ma allo stesso momento le donne della Rai sono tutte contro di me. Quel lavoro mi farebbe comodo dal punto di vista alimentare, dice il Facci, altrimenti ti assicuro che avrei fatto un passo indietro da solo. Non voglio star lì a difendere la mia rubrichina. Mantengo diverse persone. Molti pensano all'egemonia culturale, ma per me vale solo quella del rosso in banca. Per questo sto traslocando. Vada come vada, mi ritrovo cornuto e mazziato. Perché, domanda la signora Fagnani, hanno scelto te per un programma in Rai? Risponde il Facci, l'ultima cosa che mi aspettavo che mi chiamassero per offrirmi un lavoro, non conosco nessuno. Ce lo ricordiamo però il Facci, l'abbiamo visto in non pochi alla convention di Forza Italia a Milano prima delle elezioni, ma un po' prima delle elezioni, l'estate precedente. Insomma, eh, sembrava uno che è molto nell'attitudine, diciamo, di essere amico, mettiamola così, di fare l'amico, di mostrarsi amico. In ogni caso, l'ultima cosa che mi aspettavo, questa è una bella barzelletta, è che mi chiamassero per offrirmi un lavoro. Non conosco nessuno, questa è la barzellettissima. Ha proprio ragione Michele Serra che mi ha detto che oggi chi va in Rai si trova in una posizione difficile perché o viene percepito come uno che sale sul carro del vincitore o come politicamente schierato senza altri meriti personali. Oggi, cioè, questo ha avuto bisogno, il Facci ha avuto bisogno che lo chiamasse Michele Serra per spiegargli che oggi, ma solo oggi, perché ieri non era così, chi va in Rai si trova ad essere percepito come uno che sale sul carro del vincitore o è politicamente schierato. Ma questo accade solo oggi, non è mai accaduto nella storia della Rai e il Facci è talmente ingenuo, è talmente venuto giù dalla montagna del sapone, dalla pianta, che ha avuto bisogno che Michele Serra glielo spiegasse, perché sennò lui, poverino, non sapeva cosa succede in Rai. In tutto ciò, sai qual è la cosa che mi ha più infastidito? Non essere considerato un sessista, non lo sono mai stato, anzi sai che la parte sinistra, quella legata alla cultura, alla creatività in voi donne è più sviluppata? Che lui glielo spiega alla signora Fagnani, dice signora Fagnani, ma tu lo sai che la parte sinistra, quella legata alla cultura, alla creatività, in voi donne è più sviluppata? Cos'è che allora ti ha fatto girare più le scatole? Il fatto che abbiano tirato in ballo la tua vita privata, la denuncia per stalking alla tua ex moglie, della tua ex moglie, e l'ammonimento del questore però, perché Repubblica ha detto attenzione, lei l'ha denunciato, il Facci, ma il questore ha fatto l'ammonimento, gliel'ha dato l'ammonimento, quindi ha trovato fondate le denunce dell'ex moglie. La mia ex moglie l'ho lasciata nel 2019, era una Novax, che elegante che è il Facci, e per le sue idee ha fatto prendere il Covid ai miei figli. Ho reagito a questo e solo via mail. Dov'è lo stalking? Dove? Ha fatto prendere il Covid ai figli.
preso un'influenza, insomma, no? Tanti bambini nella storia dell'umanità hanno preso un'influenza. Qual è la cosa che ti è dispiaciuta di più? E questa è bella, essere associato alla ministra Roccella, persona di cui ho scritto le peggiori cose, io che sono radicale, proprio perché non si fanno distinzioni nel bipolarismo del cretinismo, conclude il Facci questa stupenda conversazione con la signora Francesca Fagnani sulla Stampa di Torino. La Stampa però passiamo alla Verità perché sono già le 8:26, qui il tempo vola, la Verità apre con almeno cacciate i clandestini stupratori. Mario Giordano se ne occupa da par suo, è ora che il governo si ricordi delle promesse di campagna elettorale. Un nigeriano ad Anzio aveva già violentato una donna nel 2016, è riaccaduto perché non è stato espulso? Effettivamente questa notizia è scomparsa perché è importante il Faci, è importante Abodi, è importante la Santanchè, figlio di La Russa, suo cognato, suo zio. Questo no, è cronaca normale, ordinaria. Uno che violenta 2 volte donne diverse è normale, è ovvio e ce lo teniamo qui tranquillamente. Nel 2016 aveva violentato una donna. Perché non è stato espulso? Perché era libero di molestare ancora? Altro che il Facci. Davvero dobbiamo stare qui ad aspettare gli accordi europei, la Tunisia, le cene di gala, i comunicati dei vertici di Bruxelles? Dice da par suo e inappuntabilmente Marco Giordano, clandestini stupratori, la misura è colma. Il caso di Anzio rimette il sale su una ferita aperta del nostro sistema giudiziario. Perché gli irregolari violentatori non si riescono a cacciare? Agli elettori interessa questo più che il lavorio diplomatico con l'Unione Europea e l'Africa, scrive Mario Giordano in apertura sulla Verità. C'è poi la grande foto di Attilio Fontana, la soluzione di Fontana, un altro schiaffo a Conte, la smetta di scappare, commenta il direttore Belpietro. Fontana è stato scagionato, è una sberla a Giuseppe Conte che continua a fuggire dalle domande. Giuseppe Conte e l'ex ministro della Salute Speranza criticano il plotone della commissione di inchiesta perché risparmierebbe le regioni, ma il governatore lombardo è stato passato ai raggi X. Soltanto loro si sottraggono ancora a qualsiasi chiarimento. L'avvocato Conte mente sostenendo di averla spuntata in tribunale. L'indagine a carico di Fontana era inutile, l'ente da lui guidato ha tratto beneficio da quelle forniture. L'esponente del Carroccio è stato chiamato in causa anche sulla zona rossa, gli ex premier invece e ministro, ovvero Conte e Speranza, rifiutano di dare risposte sugli errori commessi. C'è poi un esperto che getta la maschera, il popolo obbedirà in caso di nuovo lockdown. È il professor David Halpern, intervistato qualche giorno fa dal Telegraph, a dirlo. Obbediremo di nuovo tutti. Il professor Halpern è il capo della task force inglese, scrive Alessandro Rico sulla Verità, che studia come influenzare le scelte individuali nelle future crisi. La gente accetterà le restrizioni. L'esperimento sociale è riuscito. A centropagina torna Greta per l'ultimo sopruso dei socialisti. Dopo le pressioni indebite, la legge natura oggi all'Europarlamento con una versione frutto dell'ennesimo magheggio. Fuori c'è lo scontro tra attivisti e agricoltori. Il vicepresidente Timmermans si gioca il tutto per tutto, ma il PPE sembra tenere. E poi ancora Francesco Borgonovo, chi ha dubbi sulla santità della crociata green è il nuovo Novax. E infine i misteri di Mosca, Prigozhin ha incontrato Putin. Marcello Veneziani ha curato il libro di Montanelli che esce adesso, vi racconto il mio Montanelli, la sua avversione per la censura. A pagina 17 Veneziani si sofferma su questo libro, anzi è la Verità che pubblica un estratto dell'introduzione scritta da Marcello Veneziani al libro intitolato Contro ogni censura, a cura di Gwendalina Sertorio, in libreria per Rizzoli dall'11 luglio, ovvero da oggi. Il libro contiene testi di Indro Montanelli, di cui alcuni raccolti per la prima volta in volume intorno al tema della censura. Montanelli rise quando inventai la parola indrosauro, ricorda Marcello Veneziani. Il re scontroso della nostra stampa maltrattò l'Italia e gli italiani. Fu un ribelle ma ammiratore dei potenti. Per lui scrissi Elzeviri, mi inventò come editorialista. L'ultima volta che lo vidi era un Don Chisciotte contro i mulini a vento. Era un postero già da vivo, aveva una cotta per Giulio Andreotti, era attratto anche da Curcio e dal Che.
non ebbe eredi, ma non è stato dimenticato come lui pensava. E lasciamo con questo anche la prima pagina della Verità, anzi c'è da segnalare ancora dalla Verità di oggi il caso Grillo. Sul web cercava dimagrire con l'alcol, scrive Giacomo Amadori, siamo a pagina 6, e il caso La Russa di complemento, sempre a pagina 6 della Verità, ma ci arriviamo tra poco e poi vediamo anche l'altra prima pagina, le altre prime pagine. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone africano Cerbero continua ad infiammare l'Italia, dove le temperature sono roventi. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole dominerà la scena praticamente ovunque, splendendo in cieli pressoché sereni, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio, poi, non sono previste grandi variazioni, anche se avremo un aumento delle nubi al nord-ovest con qualche piovasco irregolare sulle aree alpine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per dettagli maggiori, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno.
Moriva oggi, 11 luglio 1937, a Los Angeles, George Gershwin. Qui vi abbiamo fatto ascoltare per celebrarlo il concerto in Fa, questo è il terzo movimento, allegro agitato. Al pianoforte qui c'era Stefano Bollani, dirige Riccardo Celli. La linea torna a Giulio Cainarca. Non c'è bisogno di dire nulla, Gershwin è un monumento ed è una Giulio, scoperta musicale continua. Grazie Federico Borsari. Giulio, problemi tecnici, mando ancora un po' di brano e torniamo. Davanti ai pubblici ministeri la ragazza che accusa il figlio di La Russa, identificato l'amico DJ, l'inchiesta alla prima svolta, scrive Fabio Amendolara. Sarà sentita la presunta vittima, nei messaggini con l'amica anche i riferimenti alla cocaina. Ma l'altro articolo di Giacomo Amadori ci porta su un'altra storia simile, quella del figlio di Beppe Grillo, Ciro. Droga, alcol, posizioni sessuali, le strane ricerche di S, punto, che è la ragazza vittima, tra l'altro difesa da Giulia Bongiorno, la responsabile giustizia della Lega, ex ministra della pubblica amministrazione, l'avvocata Bongiorno, insomma, difende la ragazza che accusa il figlio di Grillo. Le strane ricerche di S, assistita da Giulia Bongiorno, sul web. Non sarà sospeso il processo Grillo Junior. A settembre l'interrogatorio della molestata, lo mette tra virgolette la verità, l'aggettivo molestata.
tra virgolette. Il processo a Ciro Grillo e i suoi 3 amici entra nella fase decisiva. Il processo di Tempio Pausania non sarà sospeso nonostante il trasferimento a Bari di uno dei giudici all'atere. In attesa che il Consiglio Superiore della Magistratura si pronunci sulla richiesta di mantenere il giudice applicato in Sardegna in tutti i processi che lo vedono ancora impegnato, il Tribunale ha rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento che avevano avanzato alcuni degli avvocati del collegio difensivo per risentire in aula alcuni testimoni. Iniziano dunque adesso le udienze chiave in cui verranno sentite le presunte vittime. Il 22 e 23 settembre è prevista l'audizione di M, l'amica della protagonista principale che è S. I ragazzi sono accusati di stupro nei confronti di S e di molestie ai danni di M, vicino alla quale si sarebbero ritratti in video e foto con i genitali in mano. Ieri i video, le chat, le fotografie e le interazioni, ma quel che diciamo così, emerge dal documento depositato, video, chat, fotografie, interazioni sui social recuperati dai consulenti delle difese dei cellulari degli imputati e delle persone offese, che erano già stati acquisiti agli atti in modo magmatico. Ieri tutto questo materiale, video, chat, fotografie, è stato messo a disposizione delle parti. È una mole gigantesca di materiale, scrive Giacomo Amadori sulla Verità. Comprende anche dati salvati nel cloud. La difesa ha tirato fuori dal cilindro le navigazioni sul web della molestata, tra virgolette, la mette la Verità. La difesa appunto ha tirato fuori le navigazioni sul web della ragazza S a ridosso della presunta violenza. La difesa di Ciro Grillo, del figlio di Beppe. Nel documento depositato sono state riportate le parole chiave cercate su Google dall'account Gmail della ragazza tra il 12 giugno e il 19 settembre del 2019. Proprio il 12 giugno, un mese prima della serata al Billionaire, che poi sarebbe degenerata, la ragazza S cerca cosa succede se bevi alcol quando a digiuno e dimagrire bevendo alcol. Segue tutta una serie di altre cose, alcol, posizioni sessuali, che io non so per quale diavolo di motivo vengano pubblicate su un giornale, francamente. Questa è un'altra cosa che dovrebbe dare a riflettere non poco. Le strane, tra virgolette, ricerche di S sul web. Chi non ha fatto strane ricerche sul web? E perché devono essere giudicate strane e da chi? E in relazione a cosa? In relazione a un caso di presunto stupro. Cosa c'entrano queste strane ricerche con il fatto? Insomma, la Verità la butta là. Libero, lo vediamo subito, apre la prima pagina con un'intervista esclusiva al ministro della giustizia Nordio. Basta politica succube dei giudici, le critiche dei magistrati, bisogna smettere di chinarsi o la riforma non si farà mai. La giustizia sarà più equa e più rapida. È Oara Borselli che intervista il ministro della giustizia Carlo Nordio su una serie di argomenti, tra i quali appunto il fatto che la politica deve smettere di inchinarsi ai magistrati. Con la riforma giustizia più equa e più rapida. Per 25 anni il Parlamento ha rinunciato al suo ruolo. È giusto ascoltare le opinioni dei magistrati, ma poi decidiamo noi. La maggioranza è unita, il caso La Russa non la indebolirà. Riforma necessaria, l'imputazione coatta l'ho già criticata nel 97, mio primo libro sulla giustizia, e varie volte in mie pubblicazioni successive. Cambieremo anche la struttura del registro degli indagati e dell'informazione di garanzia. La colpa è della politica se non si fa nulla, se c'è il blocco sulle riforme, perché ha rinunciato al suo ruolo preeminente e si è chinata davanti alle critiche della magistratura. La colpa della politica è stata quella di aderire, o meglio inchinarsi, alla magistratura senza dire questo. Ascoltiamo le vostre opinioni, ma alla fine decidiamo noi. Abuso d'ufficio, mi sono battuto fortemente perché venisse cancellato. Il commissario europeo Reynders si è dichiarato perfettamente soddisfatto delle spiegazioni che ho fornito io. Quasi tutti i sindaci, compresi quelli del PD, si sono dichiarati d'accordo sul fatto che questo reato ha combinato tali danni che l'unico modo è abolirlo. Così in estremerrima sintesi il ministro della giustizia Nordio, intervistato appunto su Libero. L'accusano, è la prima domanda, di essersi, chiede la prima cosa l'intervistatrice, l'accusano di essersi accorto dell'incongruità della norma sull'imputazione coatta solo dopo che ha danneggiato un sottosegretario del governo. Da lì parte la conversazione, ma il succo è: in estrema sintesi, la politica smetta di inchinarsi alla magistratura, basta politica succube dei giudici, la riforma della giustizia va fatta comunque, decidiamo noi. Intanto nuovi attacchi al centrodestra, titola ancora
Libero, La Russa, Facci, Venezzi, Abodi, ormai è caccia all'uomo, osserva Pietro Senaldi. Il caso di Anzio, clandestino libero di stuprare 2 volte, quindi ha visto poco fa sulla Verità, e poi ancora Ucraina e non solo, il ruolo di Giorgia Meloni al vertice dell'Alleanza Atlantica a Vilnius. Nel frattempo l'Europa vuole togliere ai contadini la cura della natura, ammonisce da par suo Gianluigi Paragone, e chiude la prima pagina l'appunto di Filippo Facci, scritto da sé medesimo sul suo caso medesimo. Shitstorm, una bella tempesta di merda è il titolo dell'appunto di oggi. È imbarazzante scrivere di sé, imbarazzante non farlo. Martedì mi hanno comunicato che il mio libro, La guerra dei 30 anni, verrà ripubblicato nella collana Universale Economica Feltrinelli, in accordo con Marsilio, segno che qualche copia l'ha venduta e che soprattutto non si erano accorti che l'autore è razzista, sessista, fascista, vittimizzatore secondario di presunte stuprate. Non se n'era accorto neanche il sindaco progressista di una grande città della Lombardia, il quale nel settembre scorso mi ha telefonato per dirmi che aveva passato l'estate a leggere le 751 pagine del libro, poveretto. Continua a dire il Facci, lo ha detto prima nell'intervista alla signora Fagnani, lo dice anche nella sua rubrica sul Libero, che insomma lui di elogi da sinistra ne ha ricevuti tanti. Lui ha scritto libri, ha fatto questo, lui ha fatto quell'altro. Lui è un socialista, lui è un radicale, lui non è fascista, lui odia la Roccella. Ha scritto tanti libri, tanti bei libri che vendono tanto, a essere ripubblicati anche in Universale Economica Feltrinelli, e a sinistra leggono i suoi libri e gli telefonano per dirgli che gli piacciono tanto. E anche Michele Serra gli ha telefonato per spiegargli a Filippo Facci che in Rai, se tu vai dentro adesso, te la passi male perché sembri essere uno politicamente schierato. Se entri in Rai oggi ti danno dell'amico di Giorgia Meloni, mentre lui non lo era, tant'è vero che nella convention di Fratelli d'Italia a Milano prima del voto lui non era là a salutare Giorgia Meloni, a inchinarsi, a mostrarsi amico. No, era da un'altra parte, era un suo sosia quello che c'era là. Mi ha aiutato uno pseudonimo della Stampa, insomma ne sto approfittando per farmi pubblicità e devo dire non da solo, scrive Facci. Mi ha aiutato uno pseudonimo della Stampa che ieri mi ha definito prosaico amante della lirica, alpinista, astronascente della nuova egemonia culturale, arruolato tra gli underdog della nuova erudizione che scrivono tutti su quotidiani nazionali e hanno diretto TG, festivalini, festivaloni. Allora, io non ho mai diretto niente, ma Marco Pannella mi propose Radio Radicale, scrive Filippo Facci, e lui non ha accettato di dirigere Radio Radicale e sto a casa mia da sempre. Dopodiché ho scritto su quotidiani nazionali come l'Unità, Repubblica, Il Foglio, più 2 giornalacci di destra. Insomma, tutto va preso con la giusta filosofia e occorre saper vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, anche se sembra già pieno fino all'orlo e non mi pare propriamente acqua. Shitstorm, merda intorno a Facci. L'estate dei parenti è il titolo invece dell'editoriale vero e proprio di Alessandro Sallusti. Vediamo un po'. È l'estate dei parenti, alcuni nelle vesti di vittime, altri di carnefici, e la sinistra ci si butta a pesce invece che del futuro del paese. Le opposizioni si occupano del figlio di La Russa, del compagno della Santanchè, dell'ex compagna di Filippo Facci, come se per quest'ultimo caso fosse una notizia che spesso i matrimoni finiscano a piatti in faccia con reciproche accuse per lo più false o gonfiate. C'è una sola di queste storie che abbia a che fare con la politica? No, scrive Alessandro Sallusti, eppure questi avvoltoi girano attorno alle famiglie già distrutte di loro in cerca di cibo da offrire in pasto alla loro opinione pubblica, una volta interessata ai salari. Oggi al gossip, è il degrado politico ed etico della sinistra, eccetera, eccetera. Lasciamo con ciò la prima pagina di Libero e andiamo al Quotidiano di Sicilia. I nostri amici del Quotidiano di Sicilia oggi aprono la prima pagina con l'inflazione in calo, i mutui invece sono in forte risalita, a fine anno compravendite giù del 10,7%. Carlo Alberto Tregua è il direttore e fondatore del Quotidiano di Sicilia, si occupa dei processi mediatici. No a processi mediatici, piuttosto meglio pubblicare le sentenze una volta finito il procedimento giudiziario. Sul Quotidiano di Sicilia poi vi segnalo, un attimo solo che ci arriviamo, lo stiamo sfogliando insieme,
Sono al nord gli amministratori più amati. Il servizio è a pagina 3 del Quotidiano di Sicilia. Bonaccini, Zaia e Federica sul podio per quanto riguarda le regioni. Per le città Sala e Fioravanti. Soltanto De Caro, sindaco di Bari del PD, baluardo al sud, scrive il Quotidiano di Sicilia. A pagina 5 un focus sull'estate e il caro energia, i consigli per risparmiare, e a pagina 4 la consueta pagina dedicata al fisco, la rottamazione, no al credito IVA in compensazione. Italia Oggi apre col patentino europeo sui terreni, l'Europa continua nelle operazioni dirigistiche, vuole istituire una certificazione destinata a garantire la salute dei suoli, così da determinarne il valore di mercato. Adesso mettono il patentino europeo anche sui terreni agricoli. C'è la diffusione dei quotidiani a maggio, fatto salvo che i quotidiani vendono comunque molto poco nel loro complesso. Libero ha guadagnato il 14%, Italia Oggi il 2%, Fatto più 2%, tutti gli altri ancora sotto. Repubblica ha perso un altro 10%, il Giornale meno 10%, La Verità meno 9% e via dicendo. Già messi male, continuano ad andare peggio. Un più 14% può sembrare tanta roba, ma se vendi 20.000 copie non è un granché. Comunque, al di là di questo, Diritto e rovescio, la rubrica del direttore Magnaschi, che poi ascolterete anche in esclusiva per noi, per Radio Libertà, in audio-video, in audio-video alla fine della rassegna stampa. Diritto e rovescio oggi si occupa del ministro della cultura, San Giuliano, Gennaro San Giuliano, il quale, scrive il direttore Magnaschi, peccando di ingenuità, peccato lieve per un cittadino normale, ma mortale per un politico, ha ammesso di non aver letto i libri finalisti del premio Strega, per i quali però aveva votato. Su di lui si è subito abbattuta una valanga di invettive da diluvio universale, non per il fatto in sé, ma perché la sinistra, che nei media ha colossali maniglie, non si rassegna di aver perso la sontuosa rendita di posizione del Ministero della Cultura ed è terrorizzata di restarne a digiuno per almeno altri 4 anni. Del resto, pure i predecessori di sinistra di San Giuliano al Ministero non debbono aver letto i finalisti. Non lo hanno ammesso perché nessuno glielo aveva mai chiesto. Se avessero letto tali libri sarebbero venuti meno ai compiti ministeriali, perché non risulta che nemmeno per loro le ore quotidiane siano più di 24. O si legge o si governa. Indro Montanelli, più spiritoso di tutti, confidò una volta che lui il libro da lui recensito non lo aveva letto perché non voleva farsi condizionare. Intanto lasciamo la prima pagina di Italia Oggi. A pagina 2 vi segnalo un commento interessante, quello di Martino Loiacono sulla Russa. La Russa non ha ancora capito di essere troppo importante per poter parlare a ruota libera come in una sezione del movimento sociale italiano, e il governo ha un grosso problema: la gestione della comunicazione. Gli episodi degli ultimi giorni lo confermano. L'uscita di San Giuliano, ministro della cultura, che alla cerimonia del premio Strega fa capire di non aver letto i libri finalisti, le fonti di Palazzo Chigi che si domandano se una fascia della magistratura voglia fare opposizione, la difesa della ministra Santanchè, soprattutto l'imprudente nota di Ignazio La Russa con cui ha difeso il figlio Leonardo dall'accusa di stupro. La sensazione è che manchi una strategia e un coordinamento. In un mondo iperconnesso, ossessionato dalla comunicazione, ogni singola uscita deve essere sorvegliata. Nulla può essere lasciato al caso. Il governo Meloni sta soffrendo sul piano della comunicazione, scrive Martino Loiacono. Sulla Russa e Santanchè, casi diversi. Chi li tratta assieme vuol solo intorpidire le acque, scrive Massimo Solari. Mentre nella stessa pagina 5 di Italia Oggi, c'è Walter Vecellio. La RAI è diventata l'ombra di se stessa, non le mancano i soldi ma le idee, ed ecco qualche idea gratuita, tra l'altro, osserva e propone Vecellio. Vi segnalo poi, ma l'avremo con noi tra poco, l'articolo di Max Del Papa su Italia Oggi, a pagina 6. Se ritengo che Luca Casarini sia alla stregua di San Francesco, non sono prudente, sono deficiente. Sic transit ignavia mundi. Luca Casarini al sinodo potrà eventualmente indignare, ma stupire proprio no. Questo è il Vaticano di Bergoglio, dove Casarini è di casa e può andare e venire quando vuole, senza neanche armi. L'amico Francisco lo sorregge, lo sovvenziona, gli dice: quando hai bisogno vieni da me.
lo raccomanda probabilmente sia al Padre Eterno che ai giudici, ragion per cui noi consideriamo il Masaniello veneto innocente a prescindere da tutto, precedenti, pendenze attuali e imprese future. Tra le pendenze attuali, complicati riscatti di migranti che la procura assume in combutta con scafisti e deliziose intercettazioni. Sono arrivati i soldi, cande, eccetera. Segue bestemmia. Stasera brindo a champagne, dice il Casarini, intercettato. E si parla di 130.000 euro o skei. Con uno sponsor così, chi ha bisogno di difensori? L'ex capataz delle tute bianche è l'indagato che la magistratura ama assolvere, il capo comunista che tira verso lidi guerriglieri. La notizia è quella di Casarini al sinodo dei, dei vescovi. Mentre lasciamo Max del Papa e brevissimamente adesso andiamo a sentire un altro brano di George Gershwin, al quale meritorissimamente ha dedicato la mattinata musicale il nostro Federico Borsari.